Ponte dell'Immacolata all'insegna dell'instabilità, ma prospettive buone anche per nevicate a bassa quota previste per domenica e dopo il 14 del 12 a causa dell'ingresso di correnti molto fredde e di origine polari che dal centro Europa arriveranno verso il Veneto portando freddo e nevicate a bassa quota. Soprattutto nella giornata di domenica avremo l'inserimento dell'aria fredda con fiocchi che potranno scendere a quote collinari con traiettoria comunque ancora difficile da individuare per quanto riguarda la depressione. A inizio settimana torneremo ad avere condizioni di bel tempo per l'allontanamento della depressione e di un fronte molto più freddo che andrà a collocarsi proprio sopra i Balcani. Tenderà comunque ad arrivare della instabilità atlantica a partire dalla giornata di mercoledì, quando aumenteranno sia le nubi e il rischio di precipitazioni. Avremo possibili nevicate in pianura proprio sul Piemonte, sulla Lombardia, dove il cuscinetto freddo rimarrà ben presente, mentre al nord-est avremo il rischio che le perturbazioni portino delle correnti più miti e umide, facendo sì che la neve cada a quote leggermente più alte. Per quanto riguarda i valori termici, saremo in media col periodo in questo ponte dell'Immacolata, ma proprio da domenica arriveremo su valori ovunque sotto la media stagionale rispetto al periodo, con valori nettamente molto sotto la media sul centro Europa. Tendenze meteo comunque ancora molto delicate per quanto riguarda la quota neve. Tutto può cambiare, seguiteci sulla nostra pagina Instagram e consultate come sempre i nostri aggiornamenti e articoli. Seguiteci anche sul nostro canale YouTube, iscriviti al canale.